Ad Artigne è un parco privato che si slarga per passe 9.000 metri quadri, con garofui antichi, classici e inglesi, botanici e rampighins, che vengono di tutto il mondo. Sono 1.400 le varietà e 1.600 le piante di garofui coltivati in tal spazi verdi che in Taiwan ha reclamato miliardi e miliardi di visitatori, dai curiosi ai più grandi esperti al mondo. Tutta l'etacat, quando Valentino Fabiani, per il 30° anniversario di matrimoni, ha regalato 30 garofui antichi ai femmine. Di che di, la cubie ha proiettato e gestito un garofolar meraviglioso, uno dei più importanti in Europa tra i amatoriai. Roses antigues compradas, roses di che come che di menone che non si sa quel che la portata neanche il nome, roses che mi portano di cimiteri, di paesi, di supetiani, che attorno, la rosa del nonno e di zia, di una famiglia che viveva lì vicino di loro, siccome che hanno tanti garofolari, e ho vinto anche uccellus anche, ed inviare uccellus e mangiano i piccicui, i cinoro, le bacche. E di semini, dopo io ho sempre a controllare. Quando ho visto che ne plantute così, con 3 fruttes, e dopo 5, che è un garofolare, una suddivisione che siamo inciute, le tendi conto e le controlli. Mi tu stai cuti, in modo che non vengi di avade. Dopo 5 anni si fiorisce solitamente, non prima. La prima rosa che ha fiorita qui così, un pringorofolo, o l'hai chiamato Valentino perché meritava. Tanti altri sgarofui sono nascuti in maniere spontanee. Ogni nuove plante è ben battiate con tune cerimonie e tutto è segnato con tante cure a man in quaderni ordinati. Eleonora e dà es nuovis varietà il nome di persone chiaris o di riguardà. Il giardino, che al confine con la statale, i binari de ferrovie e il campo di ballon comunale al cres, an dopo an. Eleonora è a voi di conosci la storia di ogni rose, lis note dutis, lis tendi cont, insieme ai lettaris di appassionati che di spesso sono diventati amici e ai tanti messaggi di cui è stata al parco dai garofolars. Intanto che Eleonora studia libri e cataloghi, e scrive stories, curiosità, ricords peazza ai suoi garofui, Valentino, seguendo in maniere scrupolose le indicazioni de femmine, al spede, al schiave, al bruse ramach sex, al plante. Io i planti, tai, sei la erba, curi le roses, e io li sa sia il giudice, li sa comprati in tutta la parte d'Europa, tutte le piante che vedete qui. Bisogna essere la erba, dopo bisogna curare gli orsi, continuare a essere la erba e dopo il mese di luglio si comincia a fare la potatura estiva, la potatura verde e si continua sempre così qua. Io ho 82 anni, la forza è da Gimo. I 2 di 0, giovani di 50. Cence gli autori di Nissun, Eleonora e Valentino a lavorano, cence padin, 11 mesi all'anno per preparare une sfloridure di appena un mese. I garofui antichi, di fatto, avevano in flor dome tra mai e giugno, regalando un spettacolo di giaval flat, ripaiante di tanti sfaturis. Di subito, l'idea è stata che di condividi che spettacolo di colori e profumi con la comunità di Dartigne e i tanti visitatori. Che io ho l'idea di viaggiare in Sardegna a due, perché io sono di Glemone, no? A Glemone, quando ero giovane, non, forse, erano tutti murai e i sardini erano due dentro dai muri, non si vedeva mai. I vedevano i sardini solo quando venivano a baua.
E allora io ho detto a femmina che non si fa in muro, noi, quando uno al passa che lo vede, che all'entra vede. L'implant riguarda quel dai cottage garden inglesi e dai giardins monastics francesi. I rosars a fasi indicise a spazi assegnati a ort, la che cressin ordenadis, ortais e plantis aromatichis. Ma il giardin al da accetta anche accettantis plantis raris. Eleonora e Valentino sono anzians e la cura del giardin è sempre più fadiose. Per questo, l'Ecomuseo des Aghis dal Glemonat, col Comune di Dartigne e la Cooperative Agricole di Consum ha inviato una campagna di raccolte di bees che coventi per metti d'ogni e de cubie un giovane giardinier che le aiuta ai lavori più impegnativi. Tanti i sostenitori delle iniziative. Lis ideis per garantire un futuro al Parc dai Garofui di Eleonora e Valentino perché può di continuare a essere vierta al pubblico son tantis. Tornare a pace che Valentino e Eleonora facevano di giovani, quindi giornate là che si veniva a ascoltare musiche, piuttosto che venire a lei poesie, venire qui per poter imparare a disegnare con l'acquarella perché si presta il rosetto per quel.